Amici sportivi, appassionati di calcio, ben ritrovati a Sport in Casa. Torniamo dopo la sosta di Pasqua, diciamo, ci siamo presi qualche giorno di riposo, ma in realtà non ci siamo riposati, non ci siamo fermati perché non si è fermato neanche il calcio, il campionato di eccellenza che ha avuto il suo turno pre-pasquale, ma insomma ci sono tante cose da dire in quello che è il rush finale di questa stagione, una parte finale, perché oramai siamo veramente agli sgoccioli della stagione, una parte conclusiva di questa stagione che è abbastanza tranquilla, anzi possiamo dire assolutamente tranquilla per l'Academy Plateola. Parliamo proprio dell'Academy Plateola questa sera, squadra che milita nel campionato di eccellenza, insieme a un graditissimo ospite in collegamento con noi, Mirko Bagnara, che è il direttore sportivo dell'Academy Plateola. Buonasera direttore. Buonasera a voi. Direttore, allora abbiamo detto un campionato tranquillo, una salvezza che è arrivata con ampio margine di tranquillità, diciamo così, non ci sono state corse e rincorse dell'ultimo minuto. Facciamo un bilancio generale di questa stagione, direttore. Com'è stata? L'ha soddisfatto la squadra? Allora, partiamo innanzitutto da una considerazione. Io sono arrivato all'Academy Plateola a novembre, quindi a campionato già iniziato, in una situazione non semplicissima, ma devo dire che la situazione non è colpa di nessuno, non era colpa di nessuno, perché è giusto ricostruire un po' la storia di questa società che ha acquisito il titolo negli ultimi giorni, intorno alla metà di luglio, per cui era una squadra che era stata costruita per fare una prima categoria importante. Il presidente ha colto l'opportunità dell'acquisizione del titolo del Castelbaldo Masi, ed è stata fatta, questa operazione è stata fatta in un momento in cui, diciamo, tutte le squadre erano quasi pronte ad iniziare il ritiro estivo, per cui c'è stato un momento in cui chi in quel momento occupava la mia posizione ha dovuto fare delle operazioni di uscita di giocatori presi per fare la prima categoria e prendere un gruppo di giocatori compresi e soprattutto i fuori quota per affrontare un campionato di eccellenza che è nettamente più impegnativo. Quindi, detto questo, diciamo, la stagione è partita notevolmente in ritardo rispetto a tutte le altre società, per cui è stata, diciamo così, una rincorsa ad acquisire le prestazioni di giocatori che potessero essere adeguati alla categoria, e il mettere insieme un gruppo di 15, 16, 17 giocatori nuovi non è stato sicuramente semplice e non ha agevolato l'inizio di stagione. Quando sono arrivato io a novembre, diciamo che la situazione non era delle più semplici. La rosa era forse sovradimensionata, per cui c'era necessità di sistemare un po' alcune cose, ripeto, e questo lo voglio ribadire ancora una volta senza dare colpe a nessuno. Assolutamente. Detto questo, io ho fatto, diciamo così, con l'Academy le ultime 5 partite del girone di andata che si sono concluse con una sconfitta abbastanza pesante in quel di Borgorico. E in quel momento, in accordo con il presidente, abbiamo deciso di dare uno scossone al gruppo e di cambiare la guida tecnica della squadra, cercando di togliere, diciamo così, degli alibi anche ai giocatori e mettendo alla guida della squadra un allenatore esperto come Gianluca Zattarin. Da quel momento in poi, sfruttando anche la sosta che è stata peraltro di 50 giorni, perché poi è stato prolungato l'inizio del campionato, abbiamo cercato di lavorare per mettere a posto alcune cose, abbiamo sistemato la rosa, abbiamo preso qualche giocatore, abbiamo lasciato andare qualche altro giocatore che era in sovrannumero,
Però l'inizio del girone di ritorno poteva essere un'incognita, perché causa Covid, causa, ripeto, l'impossibilità di fare allenamenti congiunti, siamo arrivati alla prima partita di campionato, che in quel momento era uno scontro diretto con il San Giorgio di Bosco, senza aver fatto un amichevole con altre squadre, se no amichevoli interne del gruppo squadra. Per cui però lì diciamo il gruppo e allenatore e staff sono stati bravi, siamo partiti subito con 3 vittorie consecutive che ci hanno sostanzialmente sollevato il morale, messi in una posizione di relativa tranquillità. Per cui poi il girone di ritorno, diciamo così, ha fatto sì che emergessero determinati valori che chiaramente all'interno della squadra c'erano, e ha fatto in modo che ottenessimo appunto quello che a dicembre era l'obiettivo minimo, cioè la salvezza. Direttore, le chiedo una cosa, lei ha parlato, ha fatto questo, abbiamo ripercorso insieme la storia, insomma, di questa stagione che appunto è una stagione a 2 facce, però è una stagione che comunque ha visto la crescita di un progetto, il consolidarsi di un progetto e insomma anche una risposta importante sul campo da parte dei ragazzi, da parte dello staff. Proprio concentrandoci sui ragazzi, i giovani, i cosiddetti fuori quota, come si sono comportati quest'anno? Cioè, quanto è stato importante il loro apporto e soprattutto la loro crescita? In una squadra di eccellenza e promozione, dove sono, diciamo, obbligatori i 3 fuori quota, l'apporto dei giovani che all'interno di una rosa compongono sostanzialmente il 50% della rosa è fondamentale. Detto questo, diciamo che proprio durante il periodo di sosta di cui parlavo prima, noi abbiamo avuto un problema con 2 ragazzi fuori quota importanti per il nostro gruppo, che è legato al discorso del Super Green Pass, per cui in quel momento abbiamo dovuto cercare di porre rimedio a questa situazione e, diciamo così, fortunatamente siamo riusciti a trovare dei ragazzi che arrivavano da altre realtà e che ci hanno dato una grossa mano. L'apporto dei giovani è stato ed è fondamentale all'interno di una squadra. La crescita di questi ragazzi è stata importante, si sono messi completamente a disposizione. Abbiamo fortunatamente a che fare con ragazzi di alto valore, oltre che tecnico anche morale, per cui ragazzi umili che si sono messi a disposizione, ripeto, e hanno cercato di carpire dei segreti sia da parte dei compagni più esperti, e soprattutto sono stati in grado di seguire le indicazioni del mister. Direttore, al di là di quello che poi è stato il campo, abbiamo ripercorso velocemente la storia, no? Il titolo acquisito in fretta quest'estate, una squadra assemblata, non dico di corsa ma quasi, insomma, poi le correzioni durante la stagione, al di là di quelle che sono state le difficoltà iniziali che appunto riguardavano il campo, ma quanto è stato difficile fare calcio quest'anno dopo 2 anni di pandemia, dopo adesso anche il problema dei rincari, dei costi, le bollette che salgono alle stelle, insomma i carburanti, quindi anche per i trasporti, pulmini eccetera, con insomma le varie restrizioni, protocolli che via via si sono un po' ammorbiditi, i ragazzi che magari si sono un po' allontanati dallo sport, dal calcio, insomma fare calcio in eccellenza quest'anno quanto è stata dura? No, sì, non è stato semplice, ti dico Alex, io avevo lasciato Camisano dopo la prima sosta, diciamo così, dopo la prima interruzione causa Covid, un po' per stanchezza, un po' proprio perché affrontare più questioni extra calcistiche legati a protocolli, controlli e quant'altro mi aveva un po' stancato. Nel momento in cui sono rientrato all'Academy avevo la sensazione che le cose stessero migliorando, nettamente migliorando, se non che alla seconda settimana di lavoro mi sono ritrovato a dover gestire la positività dell'allenatore e di 3 giocatori del gruppo squadra.
per cui mi sono subito scontrato con la dura realtà di dover verificare tutti i protocolli, tamponi a tutto il gruppo squadra, compresi dirigenti e staff, per cui non è stato semplice. Tuttora, diciamo così, siamo ancora molto attenti alla situazione, perché come leggiamo sui giornali o vediamo in TV, la situazione non è completamente tranquilla, per cui bisogna comunque restare attenti e concentrati e cercare di essere i più bravi possibile nel cercare di evitare assembramenti, contatti. Purtroppo anche la nostra realtà non ci permette di avere la possibilità di avere ampi spazi per poter cambiare un gruppo squadra comunque di 22, 23, 24 ragazzi. Detto questo, si è cercato di fare tutto il possibile per evitare questo tipo di situazioni, e tutto sommato, diciamo così, a parte 4-5 situazioni che ci sono capitate fortunatamente durante il periodo di sosta, siamo riusciti a superare questa situazione in modo abbastanza buono. Detto questo, poi, per quanto riguarda tutto il resto, quello che dicevi prima relativamente a rincari e quant'altro, è chiaro che le società si sono trovate ad un certo punto a dover subire tra virgolette dei salassi, come succedono alle persone normali nella vita di tutti i giorni e nella quotidianità. Vediamo tranquillamente le bollette di casa che sono assolutamente aumentate, quindi posso ben immaginare che siano assolutamente aumentate anche quelle delle società calcistiche, e qui credo che gli enti comunali debbano dare una grossa mano per poter proseguire questo tipo di attività, anche perché, diciamo così, una società come la nostra, al di là della prima squadra, mette in campo altre 10-12 squadre che si allenano comunque di pomeriggio, perché gli allenatori hanno altre attività principali. Certo. Direttore, siamo in chiusura, però ancora spazio per 2 domande velocissime. Intanto state già lavorando chiaramente, insomma, alla prossima stagione, con quali linee guida? La conferma dello zoccolo duro, diciamo, di questo gruppo, verrà, insomma, puntellata la squadra in alcuni reparti, insomma, cioè l'impronta per la prossima stagione qual è? Beh, guarda Alex, stiamo cominciando, se ti dico la verità, ci stiamo cominciando a parlare in questi giorni, per cui dovremmo capire prima di tutto quali saranno gli obiettivi della proprietà, diciamo così, che intenzioni ci sono. E poi a Piazzolla abbiamo un grosso problema da risolvere, che sono le strutture. Allora, se teniamo conto di avere comunque delle strutture di allenamento adeguate, non abbiamo strutture adeguate per giocare a un campionato di eccellenza. Quindi quest'anno abbiamo giocato in 2 o 3 situazioni diverse, dobbiamo cercare di trovare un campo di gioco stabile per poter dare un certo tipo di continuità anche a quella che è la stagione che andremo ad affrontare, che sarà sicuramente difficile, come è stata difficile questa. Per cui dobbiamo risolvere tutta una serie di problemi, anche, come ti stavo dicendo, extra calcistici, extracampo, e poi nel momento opportuno, ma comunque a breve, cominceremo a parlare e pianificare il futuro. E allora, noi siamo arrivati alla fine di questa nostra chiacchierata con il direttore sportivo Mirko Bagnara, direttore sportivo dell'Academy Plateola, che ringraziamo per essere stato nostro ospite. Direttore, ci ritroveremo. Questa è una promessa che così le chiediamo in diretta più avanti per parlare di calciomercato, insomma, per parlare appunto anche del presente e del futuro dell'Academy, con anche, insomma, spazio per tutto quello che riguarda il settore giovanile. Grazie direttore per essere stato con noi. Grazie a voi, buon lavoro a voi. Grazie, noi rientriamo in studio semplicemente per salutare tutti voi che ogni sera veramente sempre più numerosi ci seguite, oramai, insomma, siete affezionatissimi e noi altrettanto siamo affezionati a voi. Appuntamento a domani sera, poco prima delle 20, sempre con Sport in Casa su Rete Veneta.